Buonasera cari telespettatori, grazie per essere in nostra compagnia. Questa sera una puntata tutto su, purtroppo, il tema del giorno, ciclone Gea, lo pronuncio bene? Io direi Gea, ma Gea, insomma. perché Geos, A me vabbè. piace parlare più di un sistema di Ok. perturbazione, via. Paura a Padova e provincia. Abbiamo qui con me, questa sera una puntata molto particolare con più ospiti, Marco Monai, che è il direttore del servizio meteo ARPAV Veneto. Grazie per averci raggiunto. Successivamente altri ospiti e varie telefonate per fare un po' il punto della situazione. Sapete che potete essere partecipi proprio in prima persona con iReporter per te telefonando 049 80 777 57. Siete invitati, potete raccontarci la vostra personale esperienza per quanto riguarda la giornata di ieri, la serata, intorno alle 19:30, insomma quasi 50 mm, poi per i dettagli precisi abbiamo proprio l'esperto accanto, venti che hanno sfiorato i 100 km orari, insomma un disastro per quanto ci riguarda. Nel mio piccolo ero appena uscito dalla trasmissione e mi sono accorto in ritardo sicuramente rispetto a tutti voi di quello che stava accadendo e ricordo che stavamo parlando proprio con il direttore di Coldiretti di siccità, neanche a farlo apposta, abbiamo fatto una gufata di quelle da paura. Bravi. Ci spiace. Il fatto è che poi mi sono ritrovato con il mio telefonino, il mio smartphone di nuovo tra virgolette al lavoro, perché un reporter insomma è sempre un reporter, e quindi ci saranno vari video realizzati da me. La cosa brutta è che da riprendere la notizia sono diventato la notizia, nel senso che poi il mio balcone era distrutto e fino, come raccontavo insomma a Marco poco tempo fa nel backstage, fino alle 11 e passa di sera a pulire la terra. Hai tutti avuto i il vasi tuo da fare. ma sono stato fortunato perché ben sapete di devastazioni molto più pesanti. Allora, iniziamo a capire l'epicentro, se si può parlare di epicentro, e se il fenomeno è un qualcosa di nuovo o se già in passato si era presentato nel nostro territorio. Prego, Monai. Allora, di che si è trattato prima di tutto? Si è trattato di un temporale molto intenso. Perché molto intenso? Perché l'ha detto prima Emiliano, abbiamo avuto in circa un'ora oltre 40 mm di piogge, sono veramente tanti, circa 41 mm. Ricordo che in un anno a Padova ne cadono, mettiamo, circa 1000, quindi un 25esimo in un'ora di quello che dovrebbe cadere in media in un anno. E poi abbiamo avuto dei venti molto molto forti, abbiamo registrato delle raffiche massime superiori ai 100 km/h. Quindi, ed è un gran bel numero. Massime, Ci avviciniamo a Trieste, collabora? Beh, a Trieste raggiungiamo valori superiori, ma non occorre andare a Trieste per parlare di valori superiori. Proprio quest'anno ricordo che a Sorgà, in provincia di Verona, nella Bassa Veronese, abbiamo registrato ben 135 km/h. Della serie succede anche di peggio, anche se, ripeto, ieri sera il temporale è stato particolarmente intenso. Perché in tanti ce ne siamo accorti? Perché il temporale ha preso in pieno, quindi non parlo di epicentro, ma parlo di zona con massimo effetto, proprio la città. La città di Padova è una città, come è noto, abitata da più di 200.000 persone, e quindi più di 200.000 persone si sono accorte di questo fenomeno intenso. Chiudo questo primo intervento dicendo che, attenzione, i temporali particolarmente intensi in pianura padano-veneta sono purtroppo un elemento normale, un elemento del clima. È del tutto normale che in estate avvengano questi fenomeni di particolare. Li scatena una serie di fattori. In primis il contrasto fra aria calda preesistente, il bacino padano è un catino in cui si ammassa dell'aria particolarmente umida e calda. Quando abbiamo questa sensazione di afa, come sentivamo ieri pomeriggio, possiamo star certi che si sta accumulando l'energia che potrebbe poi confluire in un temporale. Questo succede quando accanto a quest'aria calda o umida preesistente affluisce soprattutto in quota aria fredda, esattamente quello che è successo ieri pomeriggio. Ma quindi, per capire, perché non sono un esperto,
sono due situazioni contrastanti. Esattamente. Ma una nasce, diciamo, dal mare e l'altra dalla montagna, poi si incontrano e si crea questo, o anche dal territorio stesso? Cioè bassa quota freddo, Tutte e due, no, caldo. E alta quota freddo. C'è tutta una serie di fattori. Per esempio, il fatto che ci sia dell'aria calda e umida nei bassi strati deriva anche dall'apporto di brezze dal mare. Ieri queste brezze dal mare erano particolarmente vivaci e quindi hanno dato un proprio contributo a questa energia. Poi perché qui c'è una regione che, anche quella del Friuli, è molto particolare e secondo me, punto mio modesto di vista, è, come hai sottolineato, molto propensa a questa situazione. Assolutamente. Eppure, sì. Io che sono foresto, arrivo dalla Lombardia, lo rimarco ogni volta, pianura padana, ma non ho vissuto cose del genere così devastanti, così forti, come memoria personale. Io non sono d'accordo su questo punto. Dico che tutta la pianura padana soffre di questi episodi, magari con una distribuzione diversa. Il problema qual è? Che il temporale, pur così intenso, interessa una fascia molto limitata del territorio, fasce anche di 10-20 km. Quindi se il temporale prende nella sua fascia, nel suo movimento, una grossa città, tantissimi se ne accorgono. Se la sfiora, magari tanta gente non se ne accorge. O forse dico una cosa, per fare un po' anche chiarezza personale. Sì. Milano ha una conformazione come metropoli completamente differente da Padova. Ci sono palazzoni, case molto più grosse e quindi magari lo avverti meno. Ha meno possibilità di sferzare, ma forse anche un pelino meno alberi, mi viene da dire, no? Questo potrebbe anche essere. Dico che dal punto di vista meteorologico non c'è differenza, non cambia molto, anzi, se posso dire, dare una piccola chicca, diciamo che il laboratorio Pianura Padana è considerato un laboratorio di estremo interesse a livello mondiale per questo tipo di fenomeni, quindi vuol dire che epicentro? Si ripetono. Allora, qualcuno che ha qualche annetto più di me e ne sa un po' più di me, mi aveva già detto, guarda Emiliano, che non è la prima volta, mi ricordo, se non sbaglio, vediamo se me lo sono segnato, nell'82 credo, sì, nell'82 casi analoghi, e l'epicentro, lui sostiene, è sempre la zona dei Colli Euganei, dico bene? Questo non è detto, ci sono delle situazioni in cui effettivamente i Colli Euganei costituiscono un plus che dà ancora più vigore al sistema, altre no. Io direi che la situazione di ieri non era tale per cui ci sia stato un contributo particolare da parte dei Colli Euganei. È una situazione forse non frequentissima perché tanti dicono il brutto tempo viene dal Garda. Ieri assolutamente non è venuto dal Garda, è venuto da sud-ovest. Lo posso confermare perché è venuto da sud-ovest. Ho amici che abbiamo proprio sentito ieri sera dal Garda, avevo chiamato un direttore importante per quella zona e lui non ha detto scusami sta succedendo di tutto di più, era proprio tranquillissimo, in presa diretta mentre stava accadendo fuori quello che... Perché vi certifico che la prima... intervistata, che è appunto la responsabile dei servizi sociali di Padova, io poi l'ho trovata in chiusura di serata qua fuori che attendeva, è da lì che ho capito che qualcosa non andava, non quadrava. E vi mostro, come vi ho detto, quello che ho trovato un po' personalmente sul mio tragitto. Padova 1, sono le 8:30, quindi le 20:30, da poco è finito l'acquazzone che come potete vedere siamo vicino alla caserma per darvi un'ubicazione dei pompieri, ha veramente sradicato alberi, rami e li ha rigettati sul manto stradale. Come potete vedere intorno c'è soltanto devastazione per quanto riguarda la natura che ha pagato un alto prezzo visto il vento e l'improvviso acquazzone. Ora vi mostro altri dettagli di ciò che è il manto stradale e a breve arriveranno sicuramente i vigili del fuoco a porre rimedio. Guardate la grandezza addirittura di questo tronco, riverso per fortuna non sul manto stradale ma in una zona erbosa, quindi sul prato. Guardate quanto sono grandi i tronchi che la forza del vento e l'acqua venuta dal cielo hanno causato varie rotture di questo
albero e come potete vedere nel campo adiacente a me ci sono altri rami spezzati dalla potenza del vento. Ripeto, siamo proprio in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco, siamo a qualche centinaio di metri dal centro Giotto, questa è la situazione. Allora, io ho proprio ricevuto dal comune di Padova, guardate, qui sono i tabulati, ve li mostro, quanti sono degli interventi effettuati e la cosa strana è che sono come orario, partono dalle 12:25 con Chiaverotta, dopo c'è un'evoluzione pazzesca. Allora, pian pianino 14:58, ok, richiama per la questione della Chiaverotta, io per privacy logicamente non vi dirò chi, come, perché. A un certo momento, intorno alle 19:43, finestra pericolante, albero su strada, albero su strada, albero su strada, albero su strada, palo Enel a fuoco addirittura, impalcatura a terra, albero su strada, allagamento 10-20 cm d'acqua in casa, albero di nuovo su strada, tenda staccata dal muro, palo Enel, tenda staccata dal muro, però mi fa un po' sorridere perché a volte uno si spaventa, poi immagino anche gli anziani. Una folata di vento particolarmente intensa. Di nuovo un altro palo Enel su strada, una pizzeria che qui deve aver chiamato forse perché gli era entrata l'acqua, incendio fili Enel sotto grondaia, dopodiché fronte pizzeria sempre acqua, 30 cm d'acqua in negozio, albero su strada, albero addirittura su autovettura in parcheggio, copertura pericolante, albero, camino su garage, quindi camino proprio che abbiamo sul tetto, ferro pericolante su tetto, palo su auto, albero, e potrei andare avanti così, insomma, so che hanno lavorato tutta notte, ci sono stati veramente degli interventi e dopo sentirete le varie interviste raccolte dai nostri inviati. Prego. Allora, io volevo anche dire che questo temporale ha interessato in maniera piena Padova, ma anche alcune aree limitrofe della provincia e poi anche si è spostato sul veneziano e sul trevigiano. A Teolo, dove abbiamo un'altra stazione, il vento è stato addirittura più intenso. Qui a Padova 108 km/h la raffica massima, a Teolo 118 la raffica massima, che è il valore massimo mai registrato da quando abbiamo attivato la stazione, cioè da 22 anni. Difatti lì a Teolo erano visibili alberi ancora più grossi, divelti dalla forza del vento rispetto a quelli che hai mostrato tu. È allucinante però tutto questo, perché non te lo aspetti, insomma, ok? Sì, noi dobbiamo anche, sì, ci sono state le allerte, direi che è stato un fenomeno assolutamente ben previsto. Dobbiamo anche ricordarci le energie che sono in gioco in queste manifestazioni della natura. Io mi permetto di ricordare solo che l'energia liberata da un temporale di questo tipo è all'incirca pari a quella di una bomba atomica, cioè è una quantità enorme di energia. Qual è la differenza? Addirittura? Che la bomba atomica rilascia l'energia in poche frazioni di secondo e invece il temporale ha una vita di 1 ora, 2, 3 ore e quindi la sua energia viene rilasciata in maniera... Se però noi facessimo il bilancio totale arriveremo a questa quantità. Quindi capite bene che debbono succedere questi fenomeni quando questa quantità di energia viene liberata. Direttore, mi viene da chiederti se allora alla fin fine è il fenomeno di natura più forte, più potente? O lo tsunami batte... Beh, io sono un modesto meteorologo e posso dire che il temporale è battuto solo dall'uragano, che è una cosa ancora più grande. Comunque, per le nostre latitudini... Che differenza c'è? Allora, il temporale è un fenomeno che avviene in tutta la Terra ed è un fenomeno piuttosto limitato nello spazio, quindi qualche decina di chilometri. L'uragano è una serie di temporali molto più estesi, un sistema e avviene esclusivamente tra i tropici e l'equatore. Esatto, io volevo quindi da noi lì, so che da noi un fenomeno del genere non esiste non e non esisterà mai per una serie di
di caratteristiche. Perché comunque il bacino mediterraneo è completamente come struttura differente, è giusto? troppo piccolo, esatto. ci vogliono delle forze in campo che non esistono alle nostre latitudini, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Senta, siccome io amo un pochino ciò che è la natura, anche se a volte bisogna rispettarla, ma una potenza del genere è ingabbiabile e sfruttabile in positivo? Purtroppo no. Purtroppo no, perché nonostante non sia rilasciata in una frazione di tempo così breve come la bomba atomica, è comunque rilasciata in un tempo relativamente breve e No, per mi dire... chiedo, ma quindi ad esempio so che dalle parti di Cavaillon, forse un po' più su, quindi siamo sempre in zona Garda, ci sono delle grandissime pale eoliche. Se ieri fossero stati qua, adesso sto facendo un po' di fantascienza, credo che avrebbero incamerato una grande energia. Purtroppo no, Sarebbero cadute? sì, perché le pale eoliche per questioni di sicurezza oltre un certo limite non funzionano, non possono funzionare. Cioè per le pale eoliche bisogna avere un vento costante di una certa intensità, non oltre un certo limite. Allora Monai, io la devo congedare ringraziandola perché abbiamo quindi adesso un cambio sempre comunque della famiglia ARPA Veneto per andare a capire anche cosa ci aspetta. Quindi adesso abbiamo fatto un po' la storia. Esatto, la storia, il punto della situazione, ma cerchiamo di capire se, perché le voci ci sono purtroppo, bisogna vedere se sono fondate, se questa era solo la punta dell'iceberg o no, mi auguro che si stiano sbagliando. Va bene, allora andiamo in pubblicità e restate incollati ai vostri teleschermi, mi raccomando.